Arriverà presto in Parlamento la richiesta di alcuni sindaci della Marca di poter fare multe ed erogare sanzioni per far fronte alla carenza di personale e rassicurazioni dal deputato leghista Boff, che intanto ha aperto una vera e propria battaglia contro le soprintendenze. All'isola di Torcello, con il suo movimento, i simpatizzanti dell'europarlamentare Vannacci annuncia che sarà della partita alle regionali. Parlerò con Lega e centrodestra, le sue parole. E a Porte Grandi, all'imbarco verso l'isola di Torcello, il presidio di protesta di ampie sinistre italiane intona Bella Ciao e attacca il generale no a fascisti e razzisti. Non ce l'ha fatta Antonia Crosato, un'anziana di 83 anni investita da un furgone mercoledì pomeriggio a Casale sul Sile, è morta dopo 3 giorni di agonia. Spaccio e baby gang a San Liberale, ronde serali contro la microcriminalità, la testimonianza di un giovane della zona: di sera puoi girare da solo solamente se sei un duro. Il Tribunale di Torino condanna Intesa San Paolo a rimborsare 66.000 euro a un'azienda di San Biagio di Callalta per addebiti in conto corrente ritenuti immotivati e illegittimi. Insulti all'arbitro e linguaggio blasfemo, Maxi squalifica per l'assessore allo sport e calciatore di Santa Lucia di Piave, ma Riccardo Lovatello chiede scuse e risponde: erano solo frasi goliardiche. Commemorazione delle vittime civili di tutte le guerre questa mattina a Treviso, una cerimonia iniziata con qualche minuto di ritardo perché la corona preparata per l'evento è misteriosamente sparita. Non solo la Dunata Nazionale di Biella, le penne nere già al lavoro per la Triveneta di Conegliano, continuano le riunioni operative, attendiamo almeno 40.000 persone. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali i temi dell'attualità, perché arriverà presto in Parlamento la richiesta di alcuni sindaci della Marca, soprattutto della Marca orientale, quella di poter fare multe ed erogare sanzioni come fossero dei vigili urbani, anche per far fronte alle carenze di personale nei municipi. Il fronte si allarga da Chiarano a Pederobba, quindi nella Pedemontana. Rassicurazioni precise arrivano su tal punto dal deputato leghista Gianangelo Boff, che intanto ha aperto una vera e propria guerra contro le soprintendenze. Io adesso prenderò sicuramente in considerazione, come faccio sempre, le istanze che mi vengono sollevate dai sindaci, esamineremo l'emendamento che è stato posto dal sindaco De Pieri, lo farò vedere al nostro legislativo e se ci sarà la possibilità di dare maggiori poteri ai sindaci, noi siamo sempre dalla parte dei sindaci, degli amministratori e dei rappresentanti del territorio. Arriverà quindi presto in Parlamento l'emendamento proposto dal sindaco di Chiarano, che accanto ad altri colleghi sta chiedendo più poteri in materia di polizia locale. Il principio è semplice: aumentano le esigenze di sicurezza e ordine pubblico, ma i vigili, soprattutto nei piccoli comuni, sono sempre meno. Da qui la necessità di garantire ai sindaci la possibilità anche di elevare sanzioni e staccare multe, eppure di partecipare ai controlli sul territorio. A Chiarano, Cessalto, Meduna di Livenza, i primi cittadini stanno già scendendo in strada con i loro agenti per supportarli nei dispositivi serali, ma il fronte si allarga a tutta la Marca, così da Pederobba. Sono d'accordo con i miei colleghi sindaci, perché noi siamo stati eletti per far rispettare il nostro paese sia dal punto di vista dell'ordine pubblico e per quel che riguarda il codice della strada e soprattutto per quel che riguarda l'abbandono dei rifiuti. Darci un'arma in più, cioè quello di poter sanzionare chi non rispetta il proprio paese, sarebbe una risposta ulteriore che potremo dare alla nostra cittadinanza. Ma c'è un altro fronte che sta facendo discutere e ad aprirlo è stato in settimana lo stesso Boff, autore di un emendamento poi ritirato che di fatto esautora le soprintendenze, affidando proprio ai comuni l'ultima parola sulle decisioni urbanistiche e paesaggistiche, nel mirino i famigerati pareri vincolanti. La cosa che sottolineo è che c'è anche una contraddizione in termini di lingua italiana, perché se io devo chiedere un parere a qualcuno e poi quel parere diventa vincolante, non è più un parere ma è un ordine, e quindi anche qui va chiarito. Il nodo sarà sciolto probabilmente con una legge delega. Il ritiro dell'emendamento, assicura Boff, è stato solo tattico e un primo confronto ci sarebbe stato anche con il ministro alla cultura Giuli. Nessun passo indietro come auspicato dal FAI, il Fondo Ambiente Italiano, che aveva bollato la mossa del deputato trevigiano come una minaccia per il paese, tesissimi anche i toni della risposta.
Al FAI vorrei chiedere intanto, visto che loro sono impegnati per l'ambiente, al di là di convegni, gite o presentazioni o consulenze, vorrei capire in buona sostanza, in maniera concreta, sulla base di quanto il FAI utilizza anche di soldi pubblici, l'elenco magari degli interventi a favore dell'ambiente concreti e che fa. E questo in un clima politico che già di per sé è surriscaldato, soprattutto in Veneto, in vista delle regionali. E proprio in vista delle regionali scende in campo, irrompe, sarebbe da dire, il generale Roberto Vannacci, che come sapete adesso è europarlamentare. Oggi Vannacci era a Torcello e vi racconteremo la sua giornata. Ha detto di fatto che ci sarà anche lui nella partita delle regionali. Resta da vedere come. Intanto la Lega prosegue la sua mobilitazione fatta di firme e gazebo. Lega che questa mattina era presente in massa a Conegliano, dove c'era anche il segretario regionale Stefani. Il Veneto è una delle regioni dove mi auguro alle prossime elezioni ci sarà una grandissima risposta. È determinato a passare all'incasso alle prossime elezioni regionali l'europarlamentare Roberto Vannacci, che alle scorse europee ha raccolto in Veneto 75.000 preferenze. Osannato e contestato a Venezia come nel resto d'Italia, il generale rischia di essere un elemento dirompente alle urne, a discapito non solo degli avversari politici, ma anche del centrodestra e della stessa Lega Veneta. Risponde così alla domanda se alle regionali si candiderà. Per qualcuno sarebbe un incubo, ma non è ancora stato deciso. Se mi candiderò o no, vedremo insieme tutte quelle che saranno le strategie e le tattiche per fare in modo che in Veneto raggiungeremo il miglior risultato. Un incubo potrebbe esserlo innanzitutto per quei leghisti che nel territorio non hanno visto di buon occhio la candidatura dell'autore del Mondo al Contrario, che resta vago sull'ipotesi di schierare alle regionali in Veneto una propria lista. Non lo sappiamo, sicuramente Vannacci ci sarà, nel senso che Vannacci come esponente della Lega, Vannacci come personalità politica. La strategia resta da approntare, dice. Per il momento un suo partito non intende fondarlo, ma di certo non si allinea alla Lega quando si parla di terzo mandato. Visto che mi piace il rispetto delle regole, diciamo che se c'è una regola va rispettata, altrimenti avrebbe dovuto essere cambiata in tempi non sospetti, perché cambiare le regole sotto le elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam. Da Conegliano, dai gazebo che chiedono un candidato governatore leghista, il segretario veneto Alberto Stefani si trincera dietro questa risposta quando gli si chiede se con Vannacci aprirà un dialogo. Io sono segretario della Lega, quindi mi occupo di fare le liste per la Lega e di individuare le migliori figure che dal punto di vista amministrativo possano portare il miglior valore aggiunto al mio movimento. Il generale può portare consensi tra l'elettorato, ma malumori tra i militanti, che, ritrovato uno slancio identitario in quella che chiamano la difesa della linea del Piave, hanno già raccolto ai gazebo 40.000 firme, tanto che Stefani va oltre. Questo movimento può lanciare una mobilitazione permanente per continuare a raccogliere le firme, ce lo chiedono i veneti. Zaia benedice la chiamata di popolo, anche se difficilmente sarà lui il candidato presidente. Vedo che i cittadini vanno a sottoscrivere, comunque, come si può dire, è anche un'occasione per fare un esercizio di democrazia e di coinvolgimento con i cittadini. Dopodiché vedremo quello che accadrà. Una testata ha lanciato l'idea di Zaia pro governatore. Spero che non sia una testata nucleare, nel senso che, mi scusi la battuta, ne leggo tante. Quello che farò e quando lo farò e come lo farò lo dirò io alla fine. Quindi resta la suspense e resta pure la mobilitazione della Lega e restano i malumori per questa visita di Vannacci, e tra l'altro accolto tra le polemiche e i cori questa mattina a Porte Grandi, all'imbarco verso l'isola di Torcello. C'era l'ANPI, c'era Sinistra Italiana, c'erano tanti trevigiani anche che hanno intonato il coro Bella Ciao. Noi crediamo che quello che porta avanti il generale sia odio, intolleranza, razzismo, valori che in questo territorio non devono trovare nessuno spazio. Noi siamo invece per la tolleranza, per la convivenza, per la solidarietà e per l'antifascismo. Partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire.
Associazione Partigiani di Marcone Quarto d'Altino, gruppo Bella Ciao, cittadini non indifferenti, in presidio pacifico per protestare contro la tappa veneziana dell'europarlamentare Roberto Vannacci. Agli attivisti non è stato consentito avvicinarsi al percorso programmato dal generale, che da Porte Grandi si è poi diretto a Torcello, ma la loro voce ANPI, Sinistra e comitati civici hanno voluto farla sentire comunque. È per dire tutto il nostro dissenso rispetto ai contenuti che esprime appunto questo europarlamentare. È un personaggio che comunque anche il Ministero della Difesa ha sospeso, e perché il nostro messaggio è quello del rispetto per tutti, uomini, donne, bambini, colore della pelle, orientamento sessuale, non c'è nessuna differenza, o meglio, siamo differenti sì, e questo è il bello. Ma è comunque importante essere qui, e la cosa positiva è che siamo tante realtà, non siamo assolutamente solo cittadini di Quarto d'Altino, ma ci sono tante realtà anche limitrofe, partiti, associazioni, da Treviso, da Venezia, da Mestre, Casale sul Sile, quindi veramente siamo riusciti a fare rete, e questo per noi è importante perché dimostra cosa pensano veramente i cittadini. Militanti storici che considerano Vannacci la personificazione di una deriva verso la destra estrema. Io ho sempre battagliato, specialmente contro i razzisti, contro tutti quelli che professano ideologie contro le persone. E sono orgogliosa di poter ancora dire che il fascismo non deve passare. La cronaca non ce l'ha fatta, l'anziana di 83 anni investita da un furgone mercoledì pomeriggio a Casale sul Sile mentre attraversava la strada Antonia Crosato, questo è il nome della pensionata, era stata travolta all'altezza dell'incrocio tra via Belvedere e via Verdi, poco distante dalla caserma dei Carabinieri, venendo sbalzata sull'asfalto. La donna era giunta in gravi condizioni all'ospedale di Treviso a causa in particolare del colpo ricevuto alla testa. Era per questo stata ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata. Poi la morte. Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia e a quanti hanno voluto bene ad Antonia Crosato. Sono state le parole di cordoglio della sindaca di Casale sul Sile, Stefania Golisciani. Siamo tutti profondamente addolorati. Intanto la Procura della Repubblica di Treviso aprirà sull'episodio un fascicolo per omicidio stradale. Spaccio e baby gang, i cittadini sono esasperati a San Liberale, i residenti hanno deciso di scendere in strada la sera per arginare la microcriminalità e noi abbiamo incontrato un giovane della zona che dice: di sera puoi girare da solo soltanto se sei un duro. Queste le sue parole. Girare di sera in alcune zone non è sempre sicuro. A San Liberale, dove i cittadini hanno organizzato una sorta di ronde per garantire la sicurezza, abbiamo incontrato un giovane che ci spiega, senza mezzi termini. È preferibile non girare da solo, ma anche se tipo sei un tipo serio, come si dice tra di noi, no? Tipo sei uno bello duro, criminale, come dicono qua, cioè puoi girare anche da solo quanto vuoi, è sicuro. Insomma, se non sei un duro è preferibile non passeggiare in queste zone, ma se hai una compagnia la cosa è diversa. Zone calde un po' ovunque. Ma diciamo che ultimamente tutta Treviso così è stato, come dicono nei telegiornali, è diventata una giungla, no? Quindi ovunque vada, dove ci sono ragazzi della nostra età, così tra i 18 e i 20 anni, così trova caldo dappertutto. I ragazzi si picchiano per farsi rispettare, ma non solo. Sono anche ragazzi di cui non hanno bisogno di fare soldi, così perché magari hanno una situazione familiare non molto buona rispetto a altre persone. Anzi, di solito puntano proprio i loro, diciamo, obiettivi, così le vittime sono quelli che benestanti, no? Figli di papà, così. C'è chi lo fa per divertimento, chi lo fa per portare qualche soldo a casa. Intanto in zona i residenti esasperati sono scesi in strada per passeggiare, un deterrente alla microcriminalità. Abbiamo risposto alle segnalazioni che ci sono arrivate di degrado e spaccio, spiega il presidente del comitato Prima i Trevigiani. Effettivamente abbiamo riscontrato che una problematica qui c'è, quindi abbiamo deciso appunto di intervenire intanto con una passeggiata per verificare, ma stiamo
già studiando delle soluzioni per poter riqualificare la zona, uno dei quartieri storici appunto di Treviso, e con degli eventi per coinvolgere anche la cittadinanza e per scacciare appunto questo degrado da questa zona. Non ci vogliamo sostituire alle forze dell'ordine, dice. Il nostro obiettivo è quello di risolvere il problema. Bisogna trovare delle soluzioni in sinergia con l'amministrazione comunale. Altro punto caldo è la zona di Via Roma in città. Noi lì siamo già intervenuti, abbiamo già fatto delle passeggiate, il problema non è ancora risolto, sappiamo che l'amministrazione ci sta lavorando, noi vogliamo però portare la luce anche sui quartieri periferici di Treviso, perché Treviso non è solo il centro della città, ma è soprattutto i quartieri limitrofi. Il tema della sicurezza è sicuramente complesso, ognuno ha un suo approccio, come quello della rete degli studenti medi, e rete che si è data appuntamento questo pomeriggio in via Collalto a Treviso, tra musica e arte di strada. È stato ricordato anche Francesco Favaretto, il ragazzo ucciso in via Castelmenardo a metà dicembre. Per fare la sicurezza, dicono di fatto i ragazzi, non servono le zone rosse, ma a progetti concreti. Vivere in una città bomboniera, in una città che dall'alto vuole solo mirare all'apparenza, però poi chi attraversa effettivamente le strade di questa città si rende conto dei problemi che ci sono, dei problemi che però appunto sono sulla bocca di questi esponenti, che però non si vivono appunto la città come ce la viviamo noi. Pensano che il metodo per risolvere questi problemi che ci sono di disagio giovanile, di sofferenza giovanile, di noia, di attraversare una città noiosa dove non c'è niente, possa essere risolto con la repressione, con la creazione di zone di telecamere. Quindi siamo qui per dire che secondo noi un modello di socialità, una città diversa è possibile, e se non arriva dall'alto parte dal basso, dall'organizzazione di questi presidi per stare in socialità insieme, una socialità diversa, sana, volta a comunicare, creare arte, a parlare di Francesco che ha perso la vita e per ricordarlo appunto. Riunione ieri sera di comitati e associazioni che hanno vinto il ricorso sull'ampliamento dell'aeroporto Canova di Treviso. Per loro l'aviosuperficie non solo non va ampliata, ma chiusa e trasferita alla base militare di Strana. L'ideale per noi, anche se è un po' forse un sogno, è che l'aeroporto fosse, come dire, chiuso o eventualmente una parte spostato a Strana. È netta la Presidente di Italia Nostra sul futuro dell'aeroporto Canova di Treviso. Un concetto ribadito venerdì sera nell'incontro con il Comitato No Aeroporto e Legambiente. Le tre associazioni che hanno vinto il ricorso al TAR Veneto bloccando un progetto di ampliamento di oltre 53 milioni di euro. Non quindi privare il territorio di una risorsa importante come un'aviosuperficie, ma spostarla in un'area più sicura perché meno urbanizzata. Ci sono tanti aeroporti, adesso mi viene in mente Pisa perché è quello che conosco, dove l'aeroporto civile è affiancato all'aeroporto militare, quindi è una soluzione che può essere intrapresa. Sicuramente già una riduzione di voli sarebbe importante, perché di fatto i voli in teoria concessi, i movimenti sarebbero 16.500 l'anno. Invece l'aeroporto di Treviso ha già sforato questo numero, perché siamo già a 22.500, quindi quasi oltre 10.000 voli in più. Il Presidente è consapevole che la battaglia vinta al TAR non corrisponde però alla fine della guerra con Ertra e Salve, che sicuramente ricorreranno sulla decisione del TAR. Diciamo che ce lo aspettiamo, ecco. Però siete già preparati? Preparati. Fino adesso abbiamo fatto le cose come dovevano essere fatte, e quindi abbiamo avuto un ottimo esito e quindi continueremo su questa strada. Ora Comitato e associazioni sono pronti ad investire ancora su legali ricorsi, attendendo la prossima mossa dei gestori del Canova, con una chiara consapevolezza su voli e impatto ambientale. Noi crediamo che questo territorio non possa sostenere 30.000 movimenti l'anno di fatto.
Il Tribunale Civile di Torino ha condannato Intesa San Paolo a rimborsare 66.000 euro, oltre che a farsi carico di 2/3 delle spese legali, a un'azienda di San Biagio di Callalta che da molti anni aveva avviato un contenzioso legale a causa di addebiti in conto corrente ritenuti immotivati illegittimi, rientranti per una componente rilevante nella fattispecie di anatocismo, cioè il calcolo di interessi bancari su somme già gravate di interessi precedenti. Dopo aver escluso le voci illegittime, il Tribunale ha accertato che il saldo favorevole al correntista ammonta a oltre 32.000 euro, con uno scostamento positivo complessivo di 66.000. La banca è stata condannata anche a un risarcimento forfettario pari al 15% delle spese a favore del correntista. Una sentenza che sta facendo discutere, questa anche a livello nazionale. Andiamo a Santa Lucia di Piave, insulti all'arbitro e linguaggio blasfemo, maxi squalifica per l'assessore allo sport e calciatore di Santa Lucia Riccardo Lovatello. Il diretto interessato chiede scusa e risponde: erano soltanto frasi goliardiche. Io porto le mie scuse, innanzitutto non sono qui a giustificarmi sull'accaduto. Sicuramente la vicenda non è andata come si stanno raccontando, però io non sono qui a giustificarmi. Sono state delle battute più che altro che blasfemiche, sottolineo goliardiche. Così Riccardo Lovatello, il 24enne assessore allo sport del comune di Santa Lucia di Piave e centrocampista del Susegana, squalificato per 4 giornate per il suo comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro. È accaduto durante la partita di seconda categoria tra Susegana e Giavera, ma lui non giocava, si era seduto negli spalti dello stadio perché era stato già squalificato per un turno in occasione del derby con il Santa Lucia. I commenti durante la partita non sono affatto piaciuti all'arbitro, che lo ha riconosciuto tra gli spettatori e nel momento di stilare il referto ufficiale della gara, vinta fra l'altro dal Giavera per 3-2, ha segnalato Lovatello: insulti all'arbitro per tutta la partita, ha sentenziato la giacchetta nera usando anche un linguaggio blasfemo. Maxi stangata per Lovatello, che ora vedrà le prossime partite dagli spalti. Chiedo scusa, ho già chiesto anche al giudice sportivo un incontro con l'arbitro direttamente della partita per portare le mie scuse direttamente a lui, e adesso, come stavo facendo fin dalla settimana scorsa per altre cose prima della vicenda, con l'associazione di Conegliano c'è una collaborazione, arbitri di Conegliano c'è una collaborazione, e faremo degli eventi insieme. L'atteggiamento del 24enne non è stato sicuramente un esempio per lo sport, ma anche sul fronte politico ha sollevato non poche polemiche. Il sindaco ha sbagliato, ma abbiamo fiducia in lui. Devo dire che l'assessore Lovatello, voglio confermarlo, laddove ci fossero anche dubbi circa il suo comportamento, che in 2 anni e mezzo di giunta ha sempre garantito partecipazione attiva, consapevole, educata, rispettosa in tutti i momenti in cui lui, come assessore allo sport, ha voluto dare il proprio contributo alla nostra comunità. È certo che ha sbagliato, è certo che ha chiesto scusa, è molto triste per questo accaduto, ma siamo anche a ribadire la nostra piena fiducia a questo assessore. L'amministrazione comunale ha pensato di far seguire all'assessore un percorso con i giovani e lavorare a titolo gratuito nel settore giovanile. Non solo, ma verrà organizzata una serata dove saranno ribaditi i valori dello sport. A chi chiede al sindaco le dimissioni dell'assessore, il primo cittadino è perentorio. Sono esternazioni che a mio giudizio non meritano commento. Taglio del nastro questa mattina a Castelfranco Veneto per la nuova pista ciclabile su Via dei Carpani, la strada che dal centro cittadino collega l'ospedale e la zona commerciale, passando per l'Istituto Barsanti Galilei. Oltre al sindaco Stefano Marcona, Don Daniele e i rappresentanti istituzionali, era presente anche Anna Muraro, cugina di Graziella Geremia, la 70enne di Rossano Veneto, deceduta a causa di un incidente nel novembre 2019 proprio lungo la via che vedete. Sul tema della sicurezza stradale si è focalizzato in particolare lo stesso Marcon. Cerimonia di commemorazione delle vittime civili di tutte le guerre questa mattina a Treviso, una manifestazione iniziata con qualche minuto di ritardo perché la corona preparata per l'evento improvvisamente è sparita, ma ci racconta tutto Lucio Zanato. Spero sia stato un piccolo pri pro quo con l'operatore che doveva prendersi cura dello spazio, però la corona che è sparita, quella delle 7:30, poi è stata
immediatamente sostituita. È la prima volta che a Treviso, durante i preparativi per una manifestazione ufficiale, sparisce la corona d'alloro. Eppure è accaduto sabato mattina ai piedi del Salone dei 300 prima della celebrazione in ricordo delle vittime civili di tutte le guerre. Per il sindaco sarebbe la svista di un operaio di Contarina, ma per altri presenti dalle 7:30 si tratterebbe di un vero e proprio furto con destrezza. Un uomo avrebbe chiesto più volte con insistenza a chi stava allestendo il motivo della corona ai piedi di una colonna. Dopo aver ottenuto da più persone la stessa risposta si sarebbe allontanato e poco dopo uno dei dipendenti comunali ha notato la sparizione degli allori. Da lì la corsa dei vigili dal fiorista di Dossone e il ritorno trafelato in piazza, giusto in tempo per dare avvio alla cerimonia, che è proseguita senza intoppi alla presenza delle massime autorità provinciali di pubblica sicurezza, ma anche di sindaci e rappresentanze di diversi comuni della Marca, con Peterobba e Vittorio Veneto presenti con il gonfalone. Tra i cittadini anche la bandiera palestinese, per ricordare l'orrore di un conflitto ora fermato da una debole tregua. Particolare l'intervento degli studenti del Liceo Scientifico di Treviso, che hanno ricordato i numeri e i conflitti non del passato ma attuali, con una riflessione verso tutte le generazioni. Il progresso sì, ma deve essere progresso dall'umanità per il bene dell'umanità e non dall'umanità per la brama, la soddisfazione e la follia di pochi. Mentre il sindaco Conte nel suo intervento ha sottolineato come anche bullismo e violenza alle donne rientrino nella battaglia contro tutti i conflitti. Delle riflessioni davvero forti e corrette, soprattutto quando ci dicono che queste non devono rimanere belle cerimonie, belle parole, belle promesse, se poi lo stato attuale ci sono ancora 55 conflitti nel mondo. Evidentemente qualcosa non funziona nella cultura di questa umanità e sta a noi coltivare la cultura della pace e del rispetto attraverso i piccoli gesti quotidiani che devono mettere al centro il rispetto tra le persone. Si è spento nella notte a 96 anni Tommaso Tommaseo Ponzetta, il chirurgo che per primo in Europa effettuò il doppio trapianto di cuore e reni. Ponzetta era originario di Ponte di Piave e risiedeva a Salgareda. Il chirurgo, in oltre 40 anni di servizio ospedaliero, di cui 23 come primario a Treviso, ha realizzato 20.000 interventi come medico specializzato in chirurgia generale toracica. Nel 1985 a Padova l'operazione è entrata nella storia. Con il collega Vincenzo Gallucci portò infatti a termine il primo doppio trapianto cuore e reni in Europa. Molto amico dello scrittore Goffredo Parise e dell'attuale ministro della giustizia Carlo Nordio, dopo la pensione raggiunta nel 96 Ponzetta si era dedicato alla famiglia, la moglie Noemi sposata nel 1957, i 3 figli e i 4 nipoti. Noi adesso siamo pronti ad andare a Roncade, ve lo mostro il nostro Lucio Zanato per una serata in ricordo appunto delle foibe, ma andremo a Roncade da Lucio fra pochissimi minuti. A fra poco, c'è la pubblicità. Di nuovo in diretta per andare a Roncade, e ve l'ho mostrato poco fa il nostro Lucio Zanato, a Roncade per una serata importante, speciale, dedicata al racconto delle foibe, questo in attesa del giorno del ricordo, il 10 febbraio. Lucio, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Buonasera Cristian, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, sono con gli organizzatori di questa serata del 2019, Renato Malaman, giornalista, e Italia Giacca, che è, diciamo tra l'altro, esule. Signora, intanto ci racconta brevemente la sua esperienza di esule Giuliano Dalmata. Certo, io mi definisco proprio esule, sono nata a Stridone di Portole, piccolo paese dell'entroterra istriano, e a 6 anni ho lasciato la mia casa assieme alla mamma e alla sorella per raggiungere il papà a Trieste. Papà era a Trieste perché era ricercato per italianità e quindi doveva essere infoibato. Grazie a Dio non lo è stato e quindi noi l'abbiamo raggiunto a Trieste. Poi a Trieste ho studiato, mi definisco istriana di nascita, triestina di prima adozione e veneta di seconda, perché come mi sono laureata nello stesso anno mi sono sposata e sono venuta in Veneto. Ecco la mia storia
Senta, però io ricordo che nei sussidiari, anche alla mia età, la storia dei Giuliano-Dalmati non veniva raccontata, non si parla assolutamente di foibe, lo scopriamo dopo addirittura il crollo del muro di Berlino di fatto. Certo, la nostra tragedia, perché di tragedia si tratta, è di tre filoni, di tre aspetti: primo le foibe, secondo l'esodo e poi tutti gli anni di silenzio. Perché silenzio? Qualcuno dice, io dico per ipocrisia politica, non si voleva farci conoscere, perché noi eravamo la dimostrazione che l'Italia aveva perso la guerra e invece si era arrogata in certo senso di averla vinta, e quindi dovevamo nasconderci e quindi non si parlava né in pubblico né in privato. La legge del ricordo, istituita con la legge 92, istituita nel 2004, ha sdoganato questa storia, e da allora noi, associazione di istriani fiumani dalmati, cerchiamo di farla conoscere in vari modi. Uno di questi appunto sono questi eventi culturali fatti quest'anno abbiamo scelto la cinematografia assieme appunto all'amico Renato Malaman. Abbiamo fatto a suo tempo l'anno scorso la musica, prima lo sport e poi vari aspetti culturali. Cerchiamo proprio di far capire che quelle terre erano romane prima, veneziane poi, italiane ad ogni modo. Ecco, Renato, dal 2019 voi organizzate queste serate, questi appuntamenti, perché quest'anno il cinema? Quest'anno abbiamo pensato al cinema perché è stato lo strumento ideale per portare al grande pubblico una pagina di storia dimenticata colpevolmente per così tanto tempo. Cinema che entra nei cuori e nelle coscienze della gente senza filtri, con immediatezza. Stasera abbiamo visto delle clip di soli 2 film storici girati subito dopo la guerra. Parliamo della Città dolente, dedicata all'esodo da Pola, e Cuori senza frontiere, che è dedicato alla divisione innaturale di un confine che non c'è mai stato nella zona del Carso. Ma è la produzione recente ad aver contribuito molto a portare a conoscenza delle tragedie consumatesi in Istria e a Fiume in Dalmazia subito dopo la guerra, quando queste terre sono passate alla Jugoslavia, e c'è stata una vera e propria bonifica etnica e culturale, e anche usando la violenza, una violenza ingiustificata e non certo solo per vendicare i delitti che aveva commesso il fascismo, prima il nazismo, poi sempre in queste terre. Ma allora adesso che tra l'altro quest'anno le 2 Gorizie diventano città europea, Italia Giacca, lei che l'ha vissuta sulla sua pelle, non è il momento di chiudere nel nome dell'Europa questa ferita che continua a sanguinare? Beh, certo, il mio pensiero è proprio questo. Guardi, io quando vado a parlare anche con i ragazzi a scuola dico: non possiamo noi esuli né dimenticare né scordare le brutture che abbiamo passato, le brutture, le tristezze, la sofferenza subite soprattutto dai nostri genitori. Però oggi come oggi siamo sotto la stessa bandiera europea, azzurra, faccio proprio il gesto azzurra con la corona di stelline in mezzo, e quindi cerchiamo di guardare avanti, memori di quello che è stato, in modo che le colpe dei genitori non ricadano sui figli. Questo è anche un elemento che a me sta a cuore. Certo, ci sono state violenze inaudite, ma di ogni genere, ma cerchiamo di guardare avanti adesso. I tempi sono cambiati, noi abbiamo degli scambi culturali con l'Istria, sloveni e croati, ma veramente amichevoli, e quindi cerchiamo di guardare in questo senso. Grazie Renato Malaman, grazie a Italia Giacca. Con questo ti restituisco la linea.
Grazie Lucio anche per questo messaggio che hai raccolto della Presidente Italia Giacca. E noi voltiamo pagina, andiamo a Conegliano, dove insomma il territorio comincia a mobilitarsi in vista della dunata triveneta degli alpini di metà giugno. Basta ricordare che in Triveneto c'è il 45% dell'Associazione Nazionale Alpini, quindi questo per noi è un momento importante. Conegliano è importante perché Conegliano è la culla di 3 realtà dei nostri reparti alpini, il 6º, il 7º alpini e il 3º da montagna. Insomma, Conegliano val bene, una dunata triveneta, fa intendere il numero 1 dell'ANA Sebastiano Favero, che ha incontrato i presidenti di tutto il nord-est alla casetta degli alpini a Santa Lucia di Piave, tra un rancio, orgoglio e la solita operatività, un modo per serrare le fila e prepararsi a un grande evento anche nei numeri. Prudenzialmente 40.000 presenze, quindi una presenza consistente, forse anche di più, perché Conegliano, come ho detto prima, è anche un'attrazione, un punto di riferimento importante per noi alpini. Un appuntamento, dice Favero, che vuole parlare ai giovani, per il quale si sta mobilitando non solo la città del Cima, ma tutta l'area del Coneglianese. Conegliano è una città alpina per eccellenza, ci sono 30 gruppi sul nostro territorio, riguardano 17 comuni, per cui una grande adunata triveneta che guarda oltre i confini di Conegliano, perché è una durata di tutto il territorio, è veramente una grande festa che si sta preparando, guardando anche quelli che sono i valori, le tradizioni dei nostri alpini, che sono i valori, le tradizioni, la storia dei nostri nonni, dei nostri genitori, e deve essere anche quella delle nuove generazioni. L'appuntamento è per la metà di giugno e seguirà di poco più di un mese la dunata di Biella. Le penne nere coneglianesi sono già al lavoro. Per essere pronti siamo pronti, stiamo mettendo, come ho detto prima, le cose in fila in modo che tutto possa riuscire nel migliore dei modi. L'unica cosa che non possiamo comandare è il tempo, perché ogni tanto questo ce lo domandiamo, però là non possiamo farci niente. Dopo molti anni di chiusura e di fatto in attività, ha riaperto i battenti oggi pomeriggio il Teatro delle Voci di San Liberale, nato sulle ceneri del Cinema Perla e destinato, secondo i progetti di Dino De Poli, al teatro d'avanguardia, è di fatto un'ottima struttura di registrazione audio e video ad alti livelli. Per certi versi ricorda il Piccolo di Milano per il rapporto palco-platea, il cui unico limite è la capienza. La riapertura grazie a un accordo tra la Fondazione Casamarca e Manuela Pagot, uno dei nomi della danza trevigiana, che ha già in calendario tutta una serie di iniziative per attrarre soprattutto i giovani verso quest'arte. Gli studenti del Planck saliranno in cattedra e insegneranno agli anziani a utilizzare il computer. Il corso di informatica è stato richiesto a gran voce da molti cittadini di Spresiano. Si tratta di un progetto che nasce dall'esperienza del punto di soccorso digitale, iniziativa realizzata assieme ad altri 5 comuni e che ha sempre riscosso un ottimo successo. Visto la richiesta massiccia, anche per il corso di informatica sono stati organizzati 2 corsi, il primo dal 3 febbraio al 10 marzo, il secondo dal 17 marzo al 28 aprile. Corso che è completamente gratuito, come ricordano in una nota anche il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra e il vice sindaco Roberto Fava. È tutto da Treviso, adesso andiamo a Belluno. A Belluno, dove in primo piano c'è la politica, perché anche a Belluno la Lega si sta mobilitando con una raccolta firme, con i gazebo in piazza. Il nodo è quello del terzo mandato, ma anche quello del candidato presidente in vista delle prossime regionali. Oggi a Belluno il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, che ha anche incontrato il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin. Con Oscar abbiamo iniziato un percorso 2 anni e mezzo fa, un percorso molto importante. Ci siamo, possiamo dire, piaciuti dall'inizio politicamente perché è una persona capace, valida, onesta, e credo che la Lega meriti di avere uno spazio importante all'interno della città di Belluno. Artiglieria pesante a Palazzo Rosso stamattina dopo il cambio di casacca dell'assessora Lorenza De Cunovic, casata in Forza Italia con gli ex La Grua e Ferro. La Lega prova a risalire la china
Messina e ad affermare il suo peso specifico nella giunta De Pellegrin. Pochi minuti dopo le 10 varcare il portone del comune il gota regionale del partito di Matteo Salvini, guidato dal segretario Alberto Stefani. In realtà questa squadra avrà delle grandi possibilità di crescita d'ora in avanti e possa anche rilanciare tante nuove figure. E queste nuove figure saranno cercate fra chi ha dimostrato di essere fedele al movimento, alle idee, ai programmi sottoposti ai cittadini. Insomma, se il sindaco dovrà procedere a un rimpasto, le alternative sono chiare. Impossibile far sbottonare il segretario provinciale Andrea De Bernardin, che parla di un movimento in crescita dopo la fase congressuale che aveva evidenziato spaccature importanti. Adesso la Lega provinciale è un blocco unico che sta andando verso i nostri obiettivi, quindi stiamo facendo tutto quello che serve anche in comune di Belluno per essere valorizzati il più possibile. Mezz'ora è durato l'incontro a cui è seguita la tappa al gazebo in Piazza dei Martiri. Lì c'è stato anche il tempo per parlare dell'esito del non voto della Lega in Consiglio regionale sulla diga del Vanoi, che pare abbia indispettito e non poco il presidente Zaia. Voglio dire e voglio ribadire una cosa positiva, che in Regione Veneto i consiglieri bellunesi hanno avuto una loro libertà di espressione. Tanti altri partiti questo non fanno, credo che questo sia da valorizzare per un partito come il nostro. Infine, le Olimpiadi. Con il ministro Salvini siamo confrontati anche sul tema Olimpiadi, sul tema infrastrutture. È una grande sfida che il Veneto ha scelto di intraprendere, anche soprattutto grazie alla lungimiranza del presidente Zaia e della sua giunta, ed è giusto e corretto che tutti gli amministratori facciano tutto il possibile perché questo possa funzionare al meglio. Sempre la politica con Monica Mazzoccoli, che è stata confermata per acclamazione alla guida del Circolo di Belluno di Fratelli d'Italia, nel capoluogo l'avvio dei congressi che attraverseranno tutto il territorio provinciale fino al prossimo 8 febbraio. C'è un omaggio floreale. Il Circolo di Belluno di Fratelli d'Italia ha rinnovato la propria fiducia a Monica Mazzoccoli, che per acclamazione è stata confermata alla guida del partito nel capoluogo. 51 anni assessora allo sport del Comune di Belluno con delega agli eventi per le prossime Olimpiadi. Mazzoccoli ha una lunga militanza nel partito di Giorgia Meloni, che l'ha candidata alle regionali del 2015 e al Senato nel 2018. La nomina di Mazzoccoli ha dato il via al rinnovo dei congressi comunali di Fratelli d'Italia, che coinvolgeranno tutta la provincia fino al prossimo 8 febbraio. Un partito presente su tutto il territorio provinciale. Come stanno andando le adesioni al partito? Allora, le adesioni al partito sono buone. A livello provinciale dobbiamo cercare di riuscire ad essere accattivanti e riuscire ad avere sempre più militanti, perché effettivamente il lavoro sul territorio è fondamentale. E quindi nel pomeriggio doppio appuntamento a Feltre e a Sedico, poi a Quero Vasse e a Falcade, congressi infrasettimanali a Calalzo, Domegge e a Vigo, Lozzo, Lorenzago e Auronzo. Chiusura sabato prossimo con le riunioni dei circoli dell'Alpago, di Longarone, Ponte nelle Alpi e della Sinistra Piave. Il congresso del capoluogo ha fatto il punto sia sul partito in provincia che sugli aspetti politici e amministrativi del territorio, senza scordare le Olimpiadi. Per cercare di avere una visione unitaria, perché molte volte anche i centri più piccoli soffrono un po' di questa visione bellunocentrica o, nel caso delle Olimpiadi, cortinocentrica, ma questo non è vero, quindi dobbiamo cercare di fare squadra. Lo spostamento del comando della Polizia Locale al Parco Città di Bologna è stata una decisione di rispetto dei dipendenti e del loro servizio a favore della comunità. L'ha detto ieri sera il sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin, durante la discussione dell'ordine del giorno presentato dall'opposizione che chiedeva di ridare il parco alla città. Il sindaco De Pellegrin ha confermato che la sede è stata spostata in via emergenziale, in linea con la posizione delle rappresentanze sindacali, e che sarà provvisoria. 40 milioni di euro per la realizzazione della galleria scolmatrice alla diga di Bastia. Siamo nel comune di Ponte nelle Alpi. È il frutto di un anno di lavoro con costanti interlocuzioni con il Ministero, l'autorità di bacino e gli altri interlocutori. Il commento dell'assessore regionale Giampaolo Bottaccina. L'intervento consentirà di mettere in sicurezza la seconda zona industriale della provincia con lavori strutturali. Permetterà anche lo sblocco delle attività edilizie interessate all'area. Così dunque da Belluno non ho ulteriori aggiornamenti da darvi, nemmeno dalla provincia di Treviso, e quindi tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Grazie per l'attenzione e buona serata.